termine bellissimo ed è nato in Spagna, perché si sta cercando anche di cambiare il nome, non si chiama più, di non chiamarla più musica popolare, perché è un nome che confonde un po', perché la musica popolare, almeno in italiano, è quella famosa, no? Perché 1920 è la data di composizione degli 11 pezzi infantili di Casella, di Alfredo Casella, che per ragioni musicali e anche personali, perché ho studiato con 2 allieve di Alfredo Casella, è un compositore a me molto molto vicino, e anche perché reputo che sia il compositore del primo Novecento italiano che meglio ha scritto per pianoforte, a parte ha scritto una produzione grandissima al pianoforte.